Beatosi. Beitosi. Braitosi. Benvenuti ragazzi, siamo qua al nostro nuovissimo podcast e video canale YouTube dove parleremo di niente. Non ti niente, volevo parlare... Ah, tu dovevi parlare di Ed, vero? No. Porco Non so se tutti gli amici da casa ci capiscono. Gli amici impareranno gli amici, impareranno. cosa me ne frega amici, scusa. Va, ragazzi, siamo un po'... Vento stai. Le ove pulite. Pulite, very clean. Oh, ma se presentiamo Fiendini giustamente per il popolo. Ma chi se ne frega? Allora, mi so Samu. Mi so Italo. De Samu sono del 9. No. Camponogara. Italo, da Camponogara. Caponoce. Un saluto a Chitarra Noise, i grandi nostri fans magari. Io da Saponaia. Via Tora. Saponaia. Via Tora. Via Tora è diverso o Saponara Via Tora? Insomma, cosa che fermo un altro. Ma questo podcast parliamo del niente. Assolutamente niente. Dobbiamo provare delle tecniche nuove per scuare il mare. Tecniche nuove per scuare il mare perché è una roba di quelle che buone dovremmo fare. Però sai cosa si poteva inventare invece di scuola il mare? Una bella ventola grande che butta via tutta la sabbia? No, che butta via tutta la nebbia. Ah, giusto. Via nebbia. Giusto, fiade. A Rovigo in bottiglia nebbia. No, puoi fare anche il A Rovigo in bottiglia nebbia. Un saluto agli amici di Rovigo, ciao ragazzi. Vabbè, comunque stavo dicendo in questo podcast barra salottino che abbiamo allestito per gli amici di YouTube. Ma ti preferisci tu? Non mangiare niente per 2 giorni o mangiare la stessa roba per un mese? Questo è difficile. Mangiare solo per un mese. Dipende cosa. Vabbè, basta che sia una volta da mangiare. Però in realtà secondo me è facile non mangiare niente per 2 giorni. È più facile non ti mangi. Te bevi e basta. Esatto, te bevi gin tonic. Gin tonic. Forse 2 giorni. 2 giorni. Tanto un giorno te lo fai di giorno. Sì, è facile. 2 giorni te sforzi, dopo devi finire. Cazzo che lo so. Qua che danno lo esatto, meglio. Dai, fermo prossimo così rapido. Allora, un taglio tra le dita con un foglio di carta ogni volta che tocchi un foglio, mordersi la lingua ogni volta che mangi qualcosa. Porco cagnetto. A me il taglio del foglio so come che l'è. Fa mai. Fa mai taglio la lingua ogni tanto non mi fa susti mai. Ma ogni volta che mangi qualcosa, te che mordere la lingua. Ma solo una volta? Te tedeschi? Ma solo una volta? No, mordersi la lingua ogni volta che mangi qualcosa. Però se mangi una pizza tutte le volte che mangio pizza. Ogni morsecondo te rendi fuori la lingua così. Sì, fa, no, si sente dopo. Io un pevaro. Meglio, Io non tocco i fogli e sono a posto. Bravo. Tanto adesso siamo digitali, Dio canto. Digitale? Che non sono roba se... Oxford. Conosco. Ma passa. Questo è facile. Puoi essere youtuber o Facebook star. YouTuber. Meglio YouTube. Facebook star. Meglio YouTube. Facebook. Sì, 60 anni. Facebook. Farai nel futuro. Meglio YouTube, sì, ovvio. No, questa non mi piace. Infatti. Una bella, tanto palle da tenere qua. Ma intanto intrattenissi. Sì, ma una che moda più da qua. bagnarsene più. Però questa è facile. Mangiare pizza tutta la vita, mangiare dolci tutta la vita. Io pizza. Sì. Ma che schifo, no, pizza tutta la vita. Vabbè, sai che la pizza dolce. Ma che se ne frega? Fuori. Pizza. Ma pizza dolce? Ma pizza se sora tutto. Appunto. Cioè se sora... Cosa mi hai detto solo la pizza? No, è meglio pizza. Se meglio carbonara o pizza? Carbonara. No, pizza! No, scherzare, pizza. Pizza te puoi mettere di tutto, te che puoi mettere a carbonara solo la pizza. È vero? Dico già va. E tu cosa so? Vero, gara dov'ero? Sono fallito. Avete scoperto da casa una che avevo dato, ovvero sono mia, ma come la dico. Ma questa è interessante. Preferisci tu che fosse solo che film o solo libri? Chi sei? What is born? Ciao, mi sono filo. Mi piace il film. Mi piace il film. I film. Mi Non lo so. Però senza libri... Ma dipende che libri.
Ma anche quelli per studiare, se non che fossi libri, cosa hai fatto? Guardi video? Di video. Ma no, i film, no video. Vabbè, ma ti non sei detto che ti studi per forza dai libri, ti puoi studiare anche solo che uno ti spiega. Però, ti può anche solo spiegare. però se non che i libri, non che Harry Potter? E non mi piace Harry Potter. Che cazzo me ne frega. Ma magari qualcuno l'avrebbe prima o poi inventato anche senza fare il libro. Non lo so. Cioè, secondo me un film non è che nasce per forza dal libro. Cioè, tanti film sono stati dai libri, però può nascere anche senza il libro. Vabbè, questa possiamo discutere. Non lo so, scrivete nei commenti qua sotto. Scriverete nei commenti chi sotto chi. Qui sotto è il tappeto. Ma i ragazzi del podcast, questa non vede che dei commenti sotto. Per me Vabbè, per quel che mi verrà, che mai se non vedenti, o perché si Dio che mettino i puntini. No, vi spieghiamo la situazione. Siamo in tre ebeti, siete su un divano grigio con una parete blu, che sei un cuscini bordeaux, bordeaux, un tavolino con fiale staff di roba, quattro Lego Marsi, brutti. Staff. Ah, ma staff, no? Staff. Staff. Sì, do Lego brutte fa il patato. Un fiale di videocamera a posto. Do leghi. Questa è la situazione. Comunque preferisco. No, ma questa è brutta. Cambia. Cambio. Non so, no, nemmeno la necessità. Questa non l'ho letta, ragazzi. Dimmi. Questa è tua, perché so già la risposta. Preferiresti bestemmiare o pregare? Lasciamo perdere. Da buoni veneti è pregare. Pregare. Intanto cerco qualcosa. Perché mi volevo fare una cosa più dibattito sul cibo. Perché secondo me sul cibo non è. Ma quello è un altro episodio, Samuele. Perché gli altri saremo una serie. Ma ciò! Gli altri saremo una serie. Ma non una serie TV. Una serie di episodi dove contiamo fiate stronzate. Ok, ma scusami, ma su sti episodi qua arriverà qualcuno a farmi compagnia? Ma con forza? Sì, gli ospitis. Esatto, chiameremo altri amici. Avremo dei zips. Anche l'autobuanza. Dei mezzi importanti. No, comunque chiameremo degli amici, dei nostri amici falliti. Che per chi non lo sa, il nostro grande main gruppo è il gruppo dei falliti. È nato da Samuele. Che ho chiamato i falliti a seconda di un video che girava liquidamente sul web. Un video virale di Fallito, Sposta Caretto, che se non l'avete visto è un video molto simpatico dove c'è questo signore un po' come si dice, Ruio. Può dire Ruio? Ti non si deve fare e che fa? Aspetta che non so da spiegare. No, ma perché mi interrompe? Si interrompe. Non si sa cosa dire. Appunto, senza parlare niente. No. Che c'è questo signore che è arrabbiato con delle altre persone che praticamente cosa fa? Fa praticamente il carretto sulla strada che gli dà fastidio per passare, deve passare, e nasce tutto un dibattito dove dice sposta carretto fallito in base alla proprietà del terreno. In base alla proprietà del terreno, esatto, solo che ovviamente lo dice un po' in maniera brutalmente veneta. Esatto, tira giù due porconi e la situazione non si risolve tanto. Si dicono queste cose. Vabbè, insomma, questa è. Vabbè, però. Ok, riassunto per come si perché piace pregare? Sta pregazione. Perché per pregare, pregazione. No, sì. Vabbè. Dio mio. Dimmi qua, dimmi. Saluto. Fermo un altro episodio. No, fermo. Ma quanto siamo? Quanto siamo di minuti? 4-5 minuti. No, guarda là, c'è il computer. Oh, guarda. Giralo il computer. Non vedo niente. 10 minuti. 10 minuti? Ma no, 10 minuti. Faremo per la prima volta l'outro. L'outro? E allora intanto aspetta che diciamo ai nostri amici da casa e anche in macchina, perché si ascolta il podcast, lo ascolta in macchina. Podcast in macchina. Podcast. Bravo! Il podcast in macchina.
E diciamo che questo è il primo episodio, diciamo Bello. dove diciamo stronzate e cose Bello, molto bello. poco sensate. Utile. No, abbiamo avuto un problema tecnico, logistico, Cazzo, le sfighe di io. ecco capito. Insomma, se roba che capita sempre. E roba che capita perché siamo Siamo già. nuovi. Non si so Siamo niente. nuovi del mestiere. Nuovi del mestiere, e se volete ascoltare come è finita in realtà la registrazione nel podcast, ve lo lasciamo qua sotto in descrizione, perché la registrazione è nella descrizione di e qua su YouTube invece è finito così. Quindi noi ci vediamo alla prossima puntata. Quando facciamo la prossima puntata? E Paiori se fa una settimana. Tra una settimana. Pariante se non lo diciamo. E ora se vediamo, cosa vedremo? Se non si vedremo, pigliamo luce. Notte. Ciao ragazzi. So che